Buongiorno e benvenuti, siamo qui per una nuova intervista dedicata al programma di ricerca sul modello del Dedica Scuola, realizzato dal Dipartimento DIL Lingue e Letterature dell'Università di Udine in collaborazione con il Dedica Festival di Pordenone e l'Associazione Tesis di Pordenone. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con la docente di lingua francese Nadia Zocastello e tre studentesse del liceo linguistico dell'Istituto Bertoni di Udine, che quest'anno hanno preso parte attivamente al progetto legato all'edizione 2025 del Festival. Benvenute Martina Ciandarosso, Denise Florissi e Alice Cantarutti e benvenuta professoressa Zocastello. Questa edizione ha visto protagonista lo scrittore iraniano olandese Kader Abdolah, accolto con grande entusiasmo sia al festival che si è tenuto a Pordenone, sia all'Università di Udine, dove ha incontrato studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Udine. Le classi partecipanti, tra cui le classi dell'Istituto Bertoni, hanno seguito un percorso didattico pensato per approfondire l'opera dell'autore, riflettere sui suoi temi e trasformarli in idee creative. Un viaggio che si è concluso con un concorso, il primo in collaborazione con il Dedica Festival e l'Università di Udine, in lingua francese, a cui i nostri ospiti di oggi hanno partecipato con grande impegno ed entusiasmo. Grazie per essere qui e adesso tocca a voi a raccontarci com'è andata. Iniziamo con la docente, la professoressa Zocastello. Quali sono gli aspetti formativi che l'ha portata a coinvolgere le sue classi al Dedica Festival e al concorso in lingua francese? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Tania Abisso per questa bella iniziativa e in generale tutto diciamo così, la squadra che ha ideato questo molto interessante progetto. Allora, quali sono gli aspetti formativi che abbiamo potuto osservare all'interno di questo progetto? Direi che prima di tutto entrare concretamente in modo autentico nel mondo della letteratura francofona. Ci abbiamo lavorato col Dipartimento di Lingue e in particolare il Dipartimento di Francese. Quindi innanzitutto questo lavoro partecipare anche a questo concorso ha potuto permettere ai miei studenti di migliorare le loro competenze linguistiche. Inoltre partecipare a un festival di questa portata ha aiutato proprio i miei studenti a direi mettere le mani in pasta, ecco, e non solo essere uditori di lezioni di letteratura e di conferenza. Mi piaceva molto quest'idea di vedere concretamente a cosa serve questa letteratura che studiamo, quali sono i messaggi, è attuale, è utile. E così hanno potuto vedere che sì, è certo che è utile, perché parla dell'uomo e della vita e cosa c'è di più utile, di più importante in questo mondo. Per cui questo veramente è stato tutto un percorso che ha potuto sviluppare tantissimo l'aspetto non solo linguistico, ma direi proprio culturale e anche personale, psicoemotivo dei ragazzi, entrando in contatto con le pagine scritte dall'autore e lavorandoci sopra e poi soprattutto avendo questa bellissima opportunità di andare a ascoltare l'autore, di conoscerlo di persona. In secondo luogo direi che gli obiettivi che abbiamo raggiunto e che mi sono veramente piaciuti, che secondo me sono stati proprio costruttivi, è proprio lavorare in collaborazione, in squadra, discutere idee, accettare le idee dell'altro, ascoltare le idee dell'altro, mettere assieme, far convergere varie idee, che non è così ovvio, tanto meno a quell'età che hanno, quindi veramente dopo la fine era un bel regalo da parte loro poter vedere, contemplare la loro creatività attraverso gli elaborati che avevano costruiti. Secondo lei cosa rende Kader Abdolah un autore significativo per i giovani?
Allora, direi che ci sono diversi motivi. Innanzitutto, le sue opere trattano di temi universali, di temi di attualità e quindi questo lo rende molto attraente perché il ragazzo si trova subito immerso in un contesto di autenticità, di realtà. Poi ci sono i valori di integrazione, di multiculturalità. È molto importante per i giovani di oggi che vivono in questo mondo globalizzato e diversificato poter leggere le pagine che hanno letto attraverso Kader Abdolah. Kader Abdolah ha proprio permesso di aprire una finestra su un mondo che non necessariamente conosciamo. Quelle volte che lo conosciamo tramite l'attualità, le informazioni, ma non tramite chi l'ha vissuto veramente e chi l'ha rielaborato un domani. Un altro aspetto è proprio lo stile narrativo di Kader Abdolah, così coinvolgente, anche lui come persona durante l'intervista l'abbiamo potuto constatare, ha proprio trasmesso ai ragazzi dei valori importantissimi più che mai in questa società odierna di inclusione, di apertura, di empatia, di tolleranza, una parola importantissima. Quindi ha fatto riflettere, penso, i ragazzi su questo intrecciarsi di culture, di visione e che tutto sommato le differenze possono veramente essere conciliate. La diversità alla fine può veramente essere un arricchimento, si può essere tutti uniti nelle proprie diversità pur rispettando questo e quindi ha dato voce anche a dei personaggi che non avremo mai l'occasione di ascoltare. E quindi io penso che questo proprio lui è stato in grado di trasmettere anche un entusiasmo, un bel messaggio di speranza e di prospettiva positiva per un mondo futuro che è nelle mani dei nostri ragazzi. Grazie. Adesso passiamo alle studentesse. Come vi siete sentite quando avete incontrato all'Università di Udine Kader Abdolah? Come vi siete sentite nell'aver dialogato, aver avuto questa possibilità di dialogare con l'autore? Allora, buongiorno. Io personalmente quando ho incontrato Kader Abdolah ero molto emozionata perché comunque avendone già parlato in classe sapevo di trovarmi di fronte ad un autore con un vissuto veramente importante e che durante la sua vita ha comunque dovuto affrontare diverse situazioni complicate come per esempio l'esilio e la migrazione. E sinceramente non era un autore che avevo già avuto modo di conoscere e quindi per questo partecipare alla conferenza è stata proprio un'occasione per comprendere meglio tutta la sua storia e il suo punto di vista. E prima di incontrarlo ho avuto l'opportunità di leggere parte del suo libro Scrittura cuneiforme e realizzare un piccolo lavoro e questo mi ha proprio permesso di essere un po' più preparata su quello che poi sarebbe stato detto alla conferenza. La cosa che mi ha stupito più di tutte è stata la confessione che lui ci ha fatto, ovvero che tutto quello che fa oggi, la sua scrittura, è come se la facesse e la dedicasse a suo padre. E il fatto che lui si sia, diciamo, esposto così tanto come membro attivo dell'opposizione e che a causa di ciò è stato allontanato dal suo paese d'origine e mi ha fatto capire quanta forza e coraggio lui abbia avuto nel corso della sua vita e anche quanto coraggio ha nel raccontarlo oggi a noi. Detto ciò, penso che questa sia stata una bella esperienza molto formativa e arricchente, perché mi ha permesso di avere una visione più ampia su tutto quello che le persone attorno a me possono provare e alle realtà che certi popoli affrontano, perché nonostante sia un tema abbastanza trattato anche ad esempio nei telegiornali o comunque di cui ne sentiamo parlare, sentirlo dal vivo ha un impatto totalmente diverso e molto più forte. Io invece innanzitutto mi sono sentita contenta del fatto che la mia scuola abbia deciso di aderire ad una cosa così grande, così importante, che potesse veramente darci qualcosa, in più rispetto alle lezioni appunto in classe di cui parlava prima la professoressa. E io mi sono sentita molto entusiasta di appunto partecipare a questa nuova esperienza e anche in lingua, quindi oltre alla lingua francese che abbiamo lavorato in classe e attraverso il progetto
in cui abbiamo lavorato a gruppi, abbiamo utilizzato anche la nostra conoscenza dell'inglese, perché durante l'intervista a Kader Abdolah diciamo che aveva un interprete e quindi è stato molto molto formativo sotto vari punti di vista. Ricordo un momento in cui l'ho guardato con una grande ammirazione proprio per la storia del padre, perché mi ha colpito molto l'empatia che provava verso il padre e questo rapporto di amore che c'era tra di loro e che l'ha portato poi a diventare uno scrittore di fama mondiale che sono contenta di aver avuto il piacere di conoscere e sinceramente mi ha entusiasmato molto e grazie per questa opportunità. Sono contenta di aver avuto la possibilità di conoscere una persona, diciamo, oltre che brava nel suo mestiere, anche proprio una definizione di empatia e di rispetto reciproco. Qual è stato l'aspetto del concorso in francese a cui avete partecipato, il concorso CREA, che vi ha entusiasmato di più? Innanzitutto buongiorno e vi ringrazio per questa opportunità che ci è stata data, ovvero di poter partecipare al progetto e anche di essere qui oggi. E onestamente l'aspetto del concorso che mi ha entusiasmato di più è stato sicuramente la possibilità di essermi messa in gioco in un ambiente stimolante, creativo e di tale calibro di un'università comunque, parlando di ambiente accademico, e avere anche la possibilità di confrontarmi con gli altri partecipanti, come per esempio Denise e Martina, che sono della terza, mentre io sono in quarta, e tutto il liceo linguistico si è confrontato riguardo queste tematiche ed è stato un momento molto bello in cui abbiamo appreso tutti gli uni dagli altri, e questo è proprio lo spirito liceale del Bertoni che emerge anche in queste iniziative. E dunque sì, lavorare su un progetto concreto e vedere le mie idee prendere forma, poi anche al momento della premiazione vedere che il mio progetto è stato premiato, è stato preso comunque in considerazione da persone che di tale calibro, è stato veramente un bel momento, e inoltre la sfida anche di rispettare le tempistiche e i criteri precisi, no, che ha reso l'esperienza, direi io, ancora più coinvolgente e formativa. Vi piacerebbe ripetere questa esperienza con altri autori in futuro? La consigliereste ai vostri amici? E essendo stata per me un'esperienza comunque così bella e formativa, sarei assolutamente contenta di ripeterla in futuro con altri autori, proprio per riuscire a comprendere altre vite e altri aspetti della società attuale. E per lo stesso motivo la consiglierei anche ai miei coetanei o comunque a tutti gli altri ragazzi di altre scuole, perché penso che anche loro la riterrebbero un'esperienza proficua e assolutamente formativa. Anche perché non è una cosa molto abituale, nel senso che non è molto frequente ritrovarsi davanti ad autori di tale calibro e avere un confronto diretto con loro. Quindi è anche, diciamo, un'opportunità grande che c'è stata data, per la quale ringrazio la professoressa, l'università e comunque tutta l'organizzazione del progetto Dedica. Io sono d'accordo con Martina, anche a me piacerebbe molto sicuramente fare nuovamente questa esperienza con altri autori, magari anche con altre storie, con altri coinvolgimenti, perché è stato veramente formativo sia dal punto di vista scolastico, come appunto dicevo prima, della lingua in sé, ma anche proprio dal punto di vista personale e sociale. E mi è piaciuta molto l'empatia che ha avuto anche nei nostri confronti l'autore, che ha risposto in maniera esaustiva anche alle domande che gli abbiamo fatto, e sicuramente la consiglierei a chiunque mi chiedesse un parere, perché penso che veramente sia stata un'esperienza completa sotto tutti i punti di vista, e quindi sicuramente la consiglierei.
Anch'io come le mie compagne mi piacerebbe tantissimo ripeterla con altri autori anche di altre lingue, magari lingua anche che studiamo e fare la conferenza proprio in quella lingua in cui studiamo, ma specialmente per la trasversalità che emana questo progetto, perché non abbiamo solo dovuto sviluppare competenze linguistiche in francese, oltre al fatto che abbiamo ascoltato la conferenza in inglese, ma abbiamo dovuto affacciarci anche a altre competenze, come per esempio riassumere un testo, analizzare un testo, che non significa semplicemente farne un riassunto, proprio cercare di capire tutti i significati che le parole celano, no? E l'accuratezza con cui l'autore sceglie le parole, le frasi, il modo in cui cerca di conferire un significato, un'immagine importante per lui, e inoltre poi redigere anche una presentazione, oppure come è stato nel mio caso un articolo, dando completo sfogo alla creatività. Per esempio altri miei compagni si sono dati anche il disegno, al fumetto, hanno lavorato con la fotografia, anche con l'intelligenza artificiale, perché no? Quindi ci ha dato anche l'opportunità di fare esperienza in questi nuovi mondi, e queste skill, come vengono chiamate, sono assolutamente necessarie per qualsiasi, penso, carriera accademica. E inoltre ci ha mostrato come veramente si studia la letteratura, quindi come ci si affaccia a un testo, e anche l'emozione, no, di dopo aver fatto tutto questo grande lavoro, dopo tutto questo profuso impegno nel progetto, l'emozione di incontrare l'autore, potersi affacciare con un autore di tale calibro, comunque di fama internazionale, elogiato dalla critica, come dicevano le mie compagne. Grazie mille per aver condiviso con noi le vostre esperienze, le vostre riflessioni sul programma di ricerca riguardo al modello culturale del Dedica Scuola e il Dedica Festival, e grazie a tutti voi per averci seguito.